relazione, questa esposizione del patrimonio locale usilese. Abbiamo visto insomma come attraverso le stoffe poi si crea quella identità dell'appartenenza e quindi quella moda che contraddistingue gli abitanti di una precisa e determinata comunità, ma anche la sua evoluzione e la preziosità stessa che ha messo in luce nella sua relazione. Adesso, come abbiamo un po' anticipato, torniamo nell'area meridionale dell'isola, un altro luogo dove c'è deposito e giacimento di grande ricchezza nel vestiario popolare, nella gioielleria ornamentale, insomma in tutte quelle pratiche dei beni, come dire, materiali della nostra tradizione. E andiamo a Settimo San Pietro, forse ha ripreso a funzionare anche questa cassa, evidentemente, con un giovane appassionato e ricercatore, da oramai 15 anni libero ricercatore, nel senso che la sua passione per il mondo del folklore, delle tradizioni popolari, come dire, entrare dentro quel mondo del vestiario e quindi quella, aspetta, passo solo questa così non ecco qua, così evitiamo. Dicevo, quel mondo dell'appartenere alla comunità attraverso quei codici del vestiario, lui li ha sempre indossati nelle processioni, nelle occasioni, insomma, di rappresentanza, però evidentemente il suo desiderio era quello di andare veramente a scavare nella ricerca nelle case, nei patrimoni delle famiglie, in tutti quei materiali e quelle iconografie, fotografie, tutte quelle documentazioni che sono utili a fare poi una ricerca. E allora ecco che con il suo impegno Gianmarco Porcelli ha anche determinato la nascita di un'associazione culturale folclorica dove ha fatto confluire insomma intanto tutti quei beni, quei patrimoni che lui ha e che i soci stessi hanno, ma anche un inizio di un percorso rappresentativo di una comunità. Come abbiamo detto, c'è il desiderio oggi di formare un'associazione che autenticamente insomma ripropone quegli elementi della tradizione locale, perché insomma ci si sente veramente ambasciatori culturali se veramente si rappresentano con elementi autenticamente indossati in quei luoghi, altrimenti diventa una pseudo rappresentazione. Noi torniamo sempre un po' a questo rimando del passato, che è vero che le associazioni nei primi anni degli anni 50, quando hanno cominciato a nascere e alimentarsi, hanno avuto un ruolo fondamentale per la salvaguardia, per mantenere acceso questa fiamma del patrimonio locale. Però certo molto spesso le motivazioni che spingevano gli organizzatori a far nascere i gruppi folclorici erano orientate più verso una rappresentazione del ballo, dello spettacolo, forse un po' meno c'era questa coscienza dell'autentica rappresentazione. E ovviamente tutto questo, come dire, è un po' un discorso generale, ma certamente poi ogni associazione ha fatto e ha dato il proprio contributo. Però è importante sapere come in questi ultimi anni, forse decenni, ci sia questa curva interessante, e abbiamo visto quanti giovani appassionati hanno scelto questa libera attività della ricerca proprio per mettere in luce tutti quegli elementi che siano davvero possibili come elementi della propria comunità. E allora ecco che entriamo ancora una volta a Settimo San Pietro, questo luogo che è molto conosciuto insomma per lo sfarzo del vestiario popolare, per l'utilizzo di gioielli, insomma numerosi gioielli, quelli in filigrana, e noi adesso attraverso lui vedremo insomma almeno due esempi significativi di due abiti di Galo, della massima Gale, insomma, quindi ce li illustrerà, ci farà capire insomma le differenze, e con questi due elementi principali, esempi principali, naturalmente ci sarà sempre quel filo rosso che è il copricapo,